Ancora una vittima lungo la strada regionale del Santo, l'incidente poco dopo l'1 nel territorio di Cadoneghe, nello scontro frontale tra due auto, un furgoncino ha perso la vita un 66enne di Sernaglia della Battaglia. Il femminicidio di Riesi Pio X, il presunto assassino prima di essere arrestato chiama il 112, quello che non dovevo fare l'ho fatto, dice parole che per l'accusa suonano come una confessione. Nuovo atto vandalico ai danni di una scuola trevigiana, imbrattata nella notte la facciata della scuola primaria a Toniolo. La matrice sembra essere ancora una volta Novax, ma le indagini sono in corso. Truffa superbonus al 110%, le indagini della finanza sulla vicenda Casa Zero si arricchiscono di un nuovo capitolo con la scoperta di 18 milioni di euro di ricavi non dichiarati al fisco. La crisi a Suez ha dirette conseguenze sull'economia veneta, 11 miliardi di import sono a rischio, dobbiamo riportare le filiere in Europa, dice il Presidente della Camera di Commercio. Parcheggio della Cittadella della Salute ancora chiuso, in corso le trattative tra l'ULSS 2 e concessionario sulle tariffe che l'azienda sanitaria vorrebbe più basse di quelle previste per andare incontro a pazienti e familiari. L'intelligenza artificiale utilizzata in un progetto sperimentale per integrare l'assistenza domiciliare a persone con decadimento cognitivo è quello che coinvolgerà gli anziani di Treviso. Buonasera, ben ritrovati dalla redazione di Treviso. Dunque questi i titoli di oggi, ma in primo piano il sondaggio, la politica, tensioni per le regionali, il centrodestra si spacca, se per voi è sì lo vedete in verde 0422 1626 691, se invece volete rispondere no 0422 1626 690. L'esito di questo sondaggio nel corso della nostra trasmissione di questa sera in prima serata Ring. Ed ora la cronaca, ancora una vittima lungo la strada regionale 308 del Santo. L'incidente è avvenuto poco dopo l'1 nel territorio di Cadoneghe, nello scontro frontale tra due auto e un furgoncino ha perso la vita Giorgio Frezza, 66 anni, di Sernaglia della Battaglia. Una corsia per carreggiata nel tratto della strada regionale 308 del Santo, dove è avvenuto il tragico incidente. Erano le 13:30 quando nel territorio del comune di Cadoneghe, all'altezza del chilometro 4 più 400, si sono scontrati un'auto e un furgoncino, coinvolto un terzo veicolo. Uno scontro frontale che non ha lasciato scampo un uomo di 66 anni, residente in provincia di Treviso. Immediati sono scattati i soccorsi con l'arrivo dei sanitari del SUEM 118, dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri con gli operatori di Veneto Strade. Vani tentativi di salvare il 66enne estratto dalle lamiere accartocciate del furgoncino. Nonostante il massaggio cardiaco praticato a lungo sull'asfalto, l'uomo ha perso la vita. Sotto shock, ma non feriti in modo grave, gli occupanti delle altre due auto. Da subito lungo la strada, una delle più trafficate di tutto il Veneto, è stata paralisi. Code lunghissime che hanno paralizzato per tutto il pomeriggio la circolazione nell'Alta Padovana. La strada regionale 308 del Santo, se ce ne fosse stato bisogno in modo così tragico, dimostra ancora una volta come sia una strada sottodimensionata per le necessità di tutta questa zona. Bloccati per ore le auto e i mezzi pesanti, la strada regionale 308 è stata chiusa per permettere ai rilievi di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente, sia in direzione di Padova sia in quella di Castelfranco Veneto. Ed ancora un incidente, poco prima delle 6 di questa mattina i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la regionale 53 a Castelfranco Veneto, all'altezza della rotonda che incrocia la Castellana, per un'auto finita fuori strada. L'automobilista, una trentenne, è rimasta ferita. I pompieri hanno messo in sicurezza l'Audi A3 finita rovesciata su un fianco contro il guardrail dopo prima aver impattato contro dei blocchi di cemento. La conducente è stata estratta dall'abitacolo dai vigili del fuoco, quindi è stata trasferita in elicottero all'ospedale di Treviso. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate intorno alle 7:30. Ed ora parliamo del femminicidio di Vanessa Ballan. Bujar Fandai, prima di essere arrestato, ha chiamato il 112, ha parlato con un carabiniere. Le sue parole suonano come una confessione. Intanto la famiglia di Vanessa rimane chiusa nel dolore e nel silenzio, in attesa che la giustizia faccia il proprio corso. In questo servizio la telefonata di Fandai.
La merda che ho fatto, quello che non dovevo fare, l'ho fatto. Sono le frasi pronunciate da Bouillard Fandai, il 41enne in carcere per il brutale omicidio di Vanessa Ballan. Parole che suonano come una confessione e che inchioderebbero l'uomo. Una telefonata che risale alla sera del 19 dicembre, quando, dopo aver accoltellato la mamma 26enne, Fandai scappa e durante la fuga decide di chiamare il 112. Prima di telefonare toglie però la SIM appena acquistata per non essere rintracciato. Poi compone il numero di emergenza e parla con un carabiniere che appena lo sente cerca di tenerlo al telefono e di convincerlo a costituirsi. È freddo, non sei una persona abituata a vivere in mezzo alla strada. Il 41enne vuole depistare gli uomini dell'arma, ma senza fare riferimenti, senza fare il nome di Vanessa, dice: La merda che ho fatto. Una conversazione che dura pochi istanti. Ascoltami, Bouillard, sono cose che possono succedere, lo sappiamo benissimo. Dove ti trovi ora? Non ho neanche le batterie, quasi scariche le batterie. Ascolta, Bouillard, c'è un'ambulanza là vicino con una luce accesa blu. Se la vedi, chiedi soccorso ai 2 infermieri. Non ti preoccupare, non succede niente, poi parliamo. Quello che non dovevo fare, l'ho fatto. Lo so, tu l'hai fatto, per carità, hai sbagliato? Noi lo sappiamo benissimo, tu lo sai che hai sbagliato, noi anche. Noi facciamo il nostro lavoro, tu però per... È in questo momento che termina bruscamente la telefonata. Fandai capisce che potrebbe essere localizzato, poi rimette la SIM, forse per fare una chiamata, ma grazie a questo viene rintracciato dai militari dell'arma. Per lui i minuti sono contati, i carabinieri lo attendono silenziosi vicino alla sua abitazione. Lui pensa che lo stiano cercando nei campi, rientra, si fa la doccia, probabilmente vuole espatriare, tornare nel suo paese per nascondersi. I carabinieri però buttano giù la porta e lo arrestano. Prima il 41enne in carcere si avvale della facoltà di non rispondere, ma il 30 gennaio racconterà forse la sua verità ai magistrati. Continuiamo con la cronaca. Nuovo atto vandalico ai danni di una scuola trevigiana, colpita nella notte la facciata della scuola primaria Toniolo. La matrice sembra essere ancora una volta Novax, ma le indagini sono in corso, è la seconda volta in 2 anni. Andare a sfregiare una scuola primaria è sgradevolissimo. La scuola dei bambini, quella dove si imparano tra le tante cose educazione, civiltà e rispetto, imbrattata nella notte. È la seconda volta che i vandali prendono di mira la scuola primaria Toniolo di Santabona. Era la notte del 14 gennaio, esattamente 2 anni fa. Il muro imbrattato con scritte Novax, la stessa vernice rossa utilizzata in questo caso. Scritte meno comprensibili, ma campeggiano questa volta su tutta la facciata. Ad allertare la dirigente e le forze dell'ordine, la referente di Plesso. I primi sopralluoghi in mattinata hanno evidenziato che chi si è macchiato di questo gesto deve aver usato una pompa. Sono pompe, l'hanno usate anche su altre scuole. A confermarlo anche l'assessore ai lavori pubblici Sandro Zampese. Per pulire potrebbe essere necessario ridipingere tutta la facciata con costi elevati per la comunità. Tempo fa per poco non abbiamo preso i vandali che hanno imbrattato le scuole Rambado delle Azioni e speriamo di essere più fortunati questa volta perché queste persone devono avere una punizione esemplare. Indignazione espresso da subito anche sui social l'assessore alla scuola Gloria Sernagiotto con il collega già in mattinata a far visita al Plesso. È un attacco all'intera comunità trevigiana, ma soprattutto ai bambini, e questo lo trovo vergognoso. Polizia locale e carabinieri sul posto per fare i primi rilievi. Scuola regolarmente aperta e lo sarà anche domani, quando è già stato calendarizzato il lavoro di pulizia della facciata. Come si spiega ai bambini quello che è accaduto? Sarà difficile spiegarlo, però purtroppo noi viviamo in un momento storico in cui non c'è il grande rispetto anche per monumenti, per dei valori culturali, per dei simboli istituzionali. Quindi immagino che un discorso che gli si può fare è di rispetto e di chi il rispetto non lo sa mantenere. Il simbolo Novax, ben visibile, la vernice rossa. Dal 2020 ad oggi sono diversi gli episodi come quello accorso alla Toniolo, l'indignazione tra i genitori e tanta, particolarmente presa di mira l'area di Santabona, San Liberare, Monigo. Sono tutti spaventati, poi io ne penso che è una cosa bruttissima. È uno dei piccoli alunni della scuola elementare Toniolo. Come lui in tanti questa mattina, riferiscono le maestre, si sono domandati perché ancora alla loro scuola. È rimasto senza parole anche lui, come tutti noi del resto, quindi
ci è dispiaciuto. Fa tanta tristezza, purtroppo, nel senso che è un gesto completamente inutile, che non ha nessun senso, che perché la scuola è un bene comune. È una cosa terribile. Indignazione tra i genitori che ha abbracciato anche i residenti del quartiere. Oh Sant'Antonio, ma che cosa c'è qui? È la seconda volta, vero, che succede? Sì. È vergognoso perché in una scuola elementare fare una cosa del genere è veramente una cosa riprovevole. Io spero che le persone che hanno fatto questo gesto siano praticamente prese e abbiano la condanna che serve. Fuori tempo, fuori luogo. E non vedo cosa c'entrino i bambini, i ragazzini con questi tipi di segnalazioni in questo modo qui. Novax che ritornano così a Santabona scegliendo come obiettivo le scuole dei più piccoli. Era la notte tra il 13 e il 14 gennaio, imbrattate le scuole dell'infanzia di San Liberale, la primaria Tognolo e la Vittorino da Feltre. 17 febbraio 2023, scritte alte 5 metri alla scuola primaria di via Paludetti a San Giuseppe, danni per 20.000 euro. Scritte Novax erano comparse anche nei pressi della scuola Giovanni XXIII per difendere la posizione della maestra negazionista. Era la notte del 22 dicembre 2020. Nel quadrante di Monigo i Novax si sono accaniti contro lo stadio di rugby. Un atto di vandalismo da condannare senza se e senza ma. È duro. Il presidente del Veneto, Luca Zaia, torna a richiamare il rispetto delle scelte. Invece il direttore generale dell'US2, Francesco Benazzi. L'unica cosa da dire è che come ovviamente chi si vaccina rispetta chi non si vaccina, che sono una minoranza, credo che il rispetto debba essere reciproco e per cui evitare di fare questi atti vandalici che non portano a niente. È stato sorpreso alla guida con un tasso alcolemico maggiore di 2,30 grammo per litro. Un automobilista di 61 anni è stato fermato dai carabinieri a Casale sul Sile. L'uomo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza sempre nel corso del fine settimana. Un 24enne controllato in via Terraglio a Preganziol è stato trovato con un tasso superiore a 1, mentre in via Nualese a Quinto di Treviso 3 giovani in possesso di ridotte quantità di hashish e cocaina controllati dai militari dell'Arma a bordo di un'autovettura saranno segnalati all'autorità amministrativa. È stato identificato e denunciato ieri dai carabinieri di Castelfranco Veneto, eppure il nordafricano che si è reso protagonista di comportamenti molesti in centro ha continuato imperterrito. Le prime segnalazioni erano arrivate domenica scorsa quando l'uomo stazionava ubriaco sul Sagrato disturbando i fedeli. Nel corso della settimana poi i vigili di Castelfranco sono intervenuti per diversi altri episodi, il primo al supermercato di Più di Borgo Trento, il secondo in una pasticceria a Borgo Pieve. In entrambi i casi l'uomo era fuori di sé, visibilmente ubriaco. Gli agenti hanno applicato il DASPO urbano, notificandogli l'ordine di allontanamento da 2 aree cittadine e segnalandole ai servizi sociali. Nel weekend poi un nuovo blitz della polizia locale nel quartiere Verdi in cui sono state controllate alcune persone e sequestrata della sostanza stupefacente. Sul fronte ambientale infine è stato denunciato il legale rappresentante di una ditta edile che aveva cercato di sbarazzarsi di un vecchio furgone parzialmente arso dalle fiamme abbandonandolo in un'area verde. Truffa superbonus 110%. Le indagini della finanza si arricchiscono di un nuovo capitolo con la scoperta di 18 milioni di euro di ricavi non dichiarati al fisco. Profitti illeciti derivati da truffa aggravata ai danni dello Stato per oltre 18 milioni di euro, 3 i denunciati per dichiarazione infedele. È l'ultimo sviluppo delle indagini che da mesi la Guardia di Finanza di Treviso sta portando avanti sulle truffe al superbonus 110% che hanno coinvolto il consorzio Casa Zero. Ora le Fiamme Gialle hanno concluso la verifica fiscale nei confronti di un ente coinvolto nella frode, scoprendo che per l'anno d'imposta 2021 non erano stati dichiarati ricavi per oltre 18 milioni. Le somme derivavano dalla monetizzazione di crediti fiscali del superbonus 110%, utilizzati per pagare ingenti parcelle di professionisti coinvolti nell'inchiesta e consulenze per individuare intermediari interessati all'acquisto dei crediti. Questa contestazione riguarda sostanzialmente la monetizzazione dei crediti fiscali che riguardavano i lavori di cui al superbonus, lavori che però non erano mai stati eseguiti. Nei mesi scorsi la Guardia di Finanza aveva già eseguito diversi sequestri penali su delega della Procura. Ora le Fiamme Gialle hanno operato sul profilo fiscale.
cioè sull'arricchimento illecito che i soggetti responsabili di questa truffa hanno avuto e per il quale non è stato possibile operare il relativo sequestro. Quindi abbiamo agito secondo una norma del 93, con una norma, se vogliamo, di chiusura dell'ordinamento che consente, laddove non si riesce appunto ad eseguire il sequestro dei proventi illeciti, a tassarlo in maniera tale da evitare arricchimenti illeciti. I carabinieri della stazione di Motta di Livenza hanno sorpreso e fermato 2 individui che sabato sera, dopo aver tagliato la recinzione dell'ecocentro, stavano rovistando all'interno dei container utilizzati per lo stoccaggio dei materiali da smaltire. Per i 2, un 56enne e un 46enne dell'Est, è scattato l'arresto in flagranza per tentato furto in concorso. Sono stati giudicati per direttissima questa mattina. Ed ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Siamo tornati nuovamente in studio, parliamo della crisi a Suez che ha dirette conseguenze sull'economia veneta. 11 miliardi di import sono a rischio, dobbiamo riportare le filiere in Europa, dice il Presidente della Camera di Commercio. Ci sono dei dati importanti perché il Veneto importa da quell'area geografica lì 10,7 miliardi, il 15% del totale delle importazioni regionali. Arrivano fino in Veneto i venti di guerra che soffiano sul Mar Rosso e non potrebbe essere altrimenti per un territorio profondamente manifatturiero. Più che l'export, la voce predominante è quella dell'import, prodotti semilavorati e materie prime diretti nelle nostre fabbriche. Per Treviso sono circa 2 miliardi e 6 e per Belluno sono 525 milioni. Noi consideriamo che abbiamo un manifatturiero molto molto importante e quindi abbiamo aziende leader mondiali che esportano grazie a queste produzioni che arrivano, a questi semilavorati che arrivano dall'estero. Però sono a rischio posti di lavoro. La crisi sul canale di Suez con i raid anglo-americani contro gli Houthi già si vede e si sente. La cartina di tornasole sono i porti a nord-est, su tutti Venezia. Vediamo già che i porti stanno già soffrendo perché non arrivano più i container e quindi c'è tutto un indotto che poi va a rischio. Ma non c'è solo Suez a cambiare l'intera cartina geopolitica, l'Ucraina, il Medio Oriente e ora Taiwan, con il rischio di un inasprimento dei rapporti con la Cina, eppure un'alternativa ci sarebbe. Saremo sempre sotto scacco di queste tensioni politiche e non solo. E bisogna far cosa? Bisogna riportare la produzione in Europa, bisogna riportare la produzione dentro il Mediterraneo. E lo si può fare, dobbiamo pensare a riportare le produzioni, come ho detto, in Europa. Parliamo del terzo mandato. Paola Roma, presidente dell'Associazione Comuni della Marca Trevigiana, dopo tutti questi anni di emergenza sarebbe un'opportunità per i sindaci di poter terminare i propri programmi. Negli ultimi anni i sindaci hanno dovuto lavorare in costante emergenza, quella pandemica, quella legata alle guerre e quella soprattutto economica. Una situazione che ha costretto i primi cittadini a spostare e ritardare alcuni progetti del proprio programma. Il terzo mandato sarebbe un'opportunità importante, spiega Paola Roma, presidente Associazione Comuni della Marca Trevigiana. Credo che un amministratore che ha dovuto ritardare anche il proprio programma abbia tutta l'opportunità, proprio nella scelta che il cittadino esprime con il proprio voto, di valutare appunto di poter avere un'ulteriore opportunità che, ripeto, ha visto i sindaci lavorare costantemente in emergenza e non in una programmazione normale che in ogni mandato elettorale, quindi in un programma elettivo sottoscritto con gli elettori, il sindaco ha espresso. Un modo questo per poter terminare quanto lasciato indietro a causa delle emergenze. Favorevole dunque alla possibilità di un terzo mandato per regioni e comuni. Paola Roma, che alla domanda se si ricandiderebbe, risponde: intanto valuteremo se ci sarà il terzo mandato. Annunciata quanto attesa, domani al Senato si aprirà la discussione sull'autonomia differenziata, il disegno di legge Calderoli. Si tratta di una prima volta, nessun testo di legge in materia fino ad oggi era arrivato in Parlamento. Non esito a definire il 16 gennaio di quest'anno come una data storica, al pari del 22 ottobre 2017, in cui si è celebrato il referendum consultivo nel Veneto, afferma il presidente della Regione del Veneto Luca Zaia, per il quale è stato recuperato il tempo perso. A quanto è dato sapere, domani ci sarà un primo vertice di maggioranza per discutere, e sono 400 invece gli emendamenti dell'opposizione.
Se la Lega o il gruppo Zaia saranno decisivi per l'approvazione della proposta di legge sul suicidio assistito in Veneto, anche a causa delle astensioni dalle imminenti elezioni europee a quelle amministrative, lavoreremo sui territori per un imponente travaso di voti dal Carroccio a Fratelli d'Italia, rimasta coerentemente contraria ad un testo incostituzionale e degno di un partito di estrema sinistra. Lo afferma Jacopo Coghe, portavoce di Pro Vita e Famiglia Onlus. Non si tratta di una minaccia, ma sarebbe la diretta conseguenza di un tradimento politico e valoriale, dato che né la Lega né Zaia si sono mai presentate agli elettori sostenendo la deriva eutanasica. Speriamo fino all'ultimo in un sussulto di coscienza umana e di coerenza politica. Per questo da oggi nelle principali città del Veneto girano alcuni camion vela con il messaggio Agente 007 Zaia, uno di sinistra sotto copertura: se approvi il suicidio assistito tradisci i tuoi elettori. Ce ne ricorderemo, con l'immagine del governatore veneto e lo stemma del Partito Democratico sotto la sua camicia. E al voto proprio domani in Consiglio regionale la legge sul fine vita. Noi abbiamo sentito l'opinione dei trevigiani in merito alla nuova proposta. Io sono a favore di questa legge perché secondo me è giusto che una persona abbia anche questa possibilità, soprattutto per evitare che ricorra ad altri metodi non legali. Bisognerebbe dare a qualsiasi cittadino la libertà di fare quello che vuole, quindi io sarei a favore. È una scelta molto personale, quindi secondo me dovremmo dare la possibilità a chi vuole fare questa scelta. Io sono pienamente d'accordo sul fatto che una persona possa decidere del suo destino e quindi anche della sua morte. Penso che in condizioni estreme sia meglio avere una risoluzione così piuttosto che continuare a soffrire. È giusto che uno possa morire come vuole. Aiutare chi sta soffrendo a non soffrire più. Questo è il concetto che io penso, perché ci sono situazioni che vanno proprio accompagnate. Il Veneto è l'unica regione in Italia a trattare questo tema, spiega il governatore Luca Zaia, a fronte di una richiesta civile e legittima di migliaia di cittadini. Sarà una giornata storica se passeranno i favorevoli, ma qualcuno la pensa diversamente. Sono assolutamente contraria. Anche perché non si può chiedere a un medico di uccidere, perché è questo di cui si tratta. E la sanità ha altri bisogni molto più urgenti, prima vengono quelli. In ogni caso, tutta questa teoria del fine vita, farla finita prima, non tiene conto della dimensione religiosa, che la vita continua e dopo bisogna anche rispondere dei propri gesti. Non è che con la morte finisce tutto, è un grande inganno, è un errore. Quindi la vita va accolta tutta fino alla fine. Al massimo si possono accettare le cure palliative per alleggerire il dolore, ci sono. Parcheggio della Cittadella della Salute ancora chiuso, in corso la trattativa tra l'ULSS 2 e il concessionario sulle tariffe che l'azienda sanitaria vorrebbe più basse di quelle previste dal controllo per andare in conto a pazienti e familiari. Tra noi e Ospedalgrando per soprattutto le prime 3 ore. Il parcheggio a pagamento della nuova Cittadella della Salute è ancora chiuso. 250 posti auto a disposizione di chi si reca all'ospedale di Treviso. Il parco è ultimato, doveva riaprire all'inizio di dicembre, ma tra l'ULSS 2 e il concessionario non si è ancora trovato l'accordo sulle tariffe. L'azienda sanitaria vorrebbe far pagare 50 centesimi all'ora per le prime 3 ore, una tariffa decisamente inferiore a quella prevista inizialmente dal contratto. Noi riteniamo che la cifra che era da convenzione, giustamente, per carità, sia un po' onerosa per i cittadini che vanno a aiutare le persone che sono ricoverate, vanno a trovare le persone ricoverate, oppure vanno proprio a fare un sostegno agli stessi volontari che vanno a dare il cibo alle persone. Quindi noi riteniamo che questa cifra vada un attimo rivista, lo abbiamo già detto al concessionario, stiamo aspettando appunto una definizione. L'altra questione che tiene banco in questi giorni sulla futura Cittadella della Salute è quella degli spazi commerciali.
commerciali, il DG Benazzi ha deciso a realizzare un asilo nido per i figli delle dipendenti. Visto che abbiamo il mondo sanità è un mondo di donne, giustamente, e le donne diventano mamme, quindi di garantire a queste mamme lavoratrici la possibilità di avere l'asilo nido all'interno dell'ospedale. Ha ringraziato in diretta nazionale la sanità trevigiana Tiziana Panella, nota giornalista di La 7, che oggi è tornata in video dopo settimane di assenza. La giornalista infatti era a fianco del suo compagno Vittorio Emanuele Parsi, tra i più noti esperti di questioni geopolitiche, che si trova ricoverato al Cafoncello a causa di un malore che lo ha colpito poco più di 2 settimane fa a Cortina. Queste le parole di Panella, che sono state anche condivise via social dal sindaco Mario Conte. E giorni nei quali io ero occupata in un altro luogo, occupata in una battaglia difficilissima al fianco del compagno della mia vita. E è una strada lunga, molto faticosa, che però i giganti come lui non temono, non si lasciano spaventare. E ho pensato molto in questi giorni al lavoro che facciamo, raccontiamo il paese tutti i giorni, raccontiamo le disavventure, i guai, le cose che non funzionano. Ecco, poi ci sono delle cose che funzionano, ci sono delle eccellenze, la sanità veneta è un'eccellenza. Voglio ringraziare il reparto di cardiochirurgia dell'ospedale di Treviso, dal primario ai chirurghi straordinari, gli infermieri, i medici tutti, la fisioterapista, questo Angelo coi capelli rossi, che è un sergente maggiore, che si sposta dal reparto alla terapia intensiva. E poi voglio parlarvi della terapia intensiva perché lì dentro ci sono persone straordinarie che con senso del dovere, rigore, dedizione assoluta, ma anche un grande senso di umanità ti permettono di non sprofondare. A tutti loro va il mio grazie. E proprio Parsi dall'ospedale rilascia alcune dichiarazioni, dice l'operazione ha avuto successo e ora inizia un lungo periodo di riabilitazione, oltre a ringraziamenti ai professionisti che hanno contribuito a salvarmi la vita. Ha detto: voglio ringraziare coloro che in queste settimane mi hanno fatto sentire il loro sostegno, a cominciare dalla mia famiglia. L'intelligenza artificiale utilizzata in un progetto sperimentale per integrare l'assistenza domiciliare a persone con decadimento cognitivo è quello che coinvolgerà l'ISRA ed offrirà un nuovo strumento per aiutare gli anziani con questa patologia ad essere autonomi il più a lungo possibile. Uno smartwatch, un tablet ed una serie di sensori domotici installati in casa. Come l'intelligenza artificiale può essere utilizzata per aiutare le persone con decadimento cognitivo. Parte dall'ISRA l'innovativa sperimentazione che coinvolgerà 20 persone over 65 che vivono sole e sono già seguite dall'assistenza domiciliare. Fino a settembre verranno monitorate a casa grazie a questa nuova piattaforma ed un'app integrata che prevede un piano personalizzato di interventi, dall'esercizio fisico alla stimolazione cognitiva fino alla verifica da remoto dell'alimentazione o dell'assunzione di farmaci, il tutto per potenziare le capacità residue e cercare di garantire all'anziano un invecchiamento nel proprio contesto di vita il più a lungo possibile. Attualmente nella Marca si stimano 10.000 persone con decadimento cognitivo accertato, ma probabilmente sono molte di più, soprattutto nelle fasi iniziali. Il progetto mira prevalentemente alla prevenzione. Quindi anche persone che possono sentire i primi segnali di una fragilità di memoria, della incapacità di programmarsi bene le giornate, con questo tipo di progetto possono far emergere queste difficoltà e incanalarle verso anche un diritto ad una diagnosi e ad una cura appropriata. Quindi noi ci aspettiamo di intercettare anche dei casi iniziali o addirittura preclinici. Un progetto che rappresenta un concreto tentativo di evoluzione dell'assistenza domiciliare. Dopo settembre questa piattaforma entrerà nella disponibilità di ISRA, perciò di tutta la collettività. Noi auspichiamo, in collaborazione con lo numero 2, di riuscire a raggiungere più utenti anche nei paesi più distanti dai centri ospedalieri e riuscire a dare una mano a queste persone senza creargli grosso scompiglio.
È stato assegnato domenica nel corso di una cerimonia svoltasi all'auditorium parrocchiale il premio Città di Selea, istituito dall'amministrazione comunale nel 2009. Il destinatario del riconoscimento per l'anno 2023 è scelto tra i cittadini e le realtà che più si sono spesi per la comunità è Rino Antonio Dinisio, per la sua attività sociale ventennale nel territorio di Silea, in cui rientra l'impegno come volontario per l'apertura del club alcologico territoriale a favore delle famiglie a supporto della comunità di San Vincenzo. Menzione speciale per Antonio Poloni, scomparso il 25 novembre 2023 a 89 anni, grazie al quale è stato fondato il Circolo Pensionati al Passo di Cendon. Ed ora siamo alla nostra pagina da Belluno e provincia. La stagione sperimentale della Fondazione Teatri delle Dolomiti perde pezzi per strada. Dopo Mastersex rinviata anche la data dell'operetta prevista per sabato prossimo, opposizione in Consiglio Comunale sugli scudi, mentre è attesa per giovedì a Palazzo Rosso la firma del patto per la residenza, pronti a scendere in piazza per difendere il nostro operato, dice il presidente del Circolo Cultura e Stampa bellunese. La Fondazione Teatri ci ha creduto alla possibilità di lanciare una sfida a se stessa e al territorio per dimostrare che una strada alternativa c'è, ma la sua stagione teatrale, la prima nella storia dell'istituzione partecipata del Comune di Belluno, continua a perdere pezzi. Dopo Mastersex, lo spettacolo irriverente che al Comunale annunciava scintille a luci rosse, rinviata anche l'operetta al Cavallino Bianco, ufficialmente per ragioni tecniche, si legge nel sito della Fondazione. In realtà sembra che al botteghino sia stato un vero flop. Sino a questo momento il pubblico bellunese ha risposto bene allo spettacolo dedicato agli ABBA, mentre il sold out, come da previsioni, l'ha incassato per ora solo Marco Paolini con Boomers sul palco del Buzzati tra un mese esatto, il 15 febbraio. Un po' poco per un cartellone da quasi 54.000 euro che ambiva a racimolare una cassa da ripartire con le associazioni del territorio. Così a inizio gennaio Francesca Bortoluzzi e Massimo Ferigutti, rispettivamente consigliera e presidente del Consiglio di gestione di Fondazione Teatri delle Dolomiti. Questa è stata la nostra risposta. Però questo che abbiamo fatto noi non è stato assolutamente per entrare in competizione con nessuno e spero di portare via contributi ad altri, perché questa cosa qui ce la finanziamo con i biglietti che noi abbiamo ad incassare, quindi vogliamo dimostrare che si può, facendo un certo tipo di rassegna in un certo modo, con una certa intelligenza, anche favorendo il territorio, a dare pareggio. Criticato aspramente dalle opposizioni in Consiglio Comunale, il nuovo corso della Fondazione rischia di umiliare le potenzialità della provincia. Giovedì prossimo a Palazzo Rosso l'attesa firma del protocollo del patto di residenza, annuncia Luigino Boito, presidente del Circolo Cultura e Stampa bellunese, che da decenni concorre a dare il meglio di sé per fare del teatro il centro culturale delle Dolomiti, assieme a TIB, Slow Machine e Scoppio Spettacoli. Ma la pazienza ha un limite e senza la garanzia di una fondazione arbitro e non concorrente, come è diventata oggi, scenderemo in piazza, dice Boito, per difendere il nostro operato. Sanità in montagna è aumentata di quasi 200 euro pro capite, la quota che la Regione destina al bellunese, dove i bisogni assistenziali sono più evidenti rispetto a chi vive in città e dove è necessario individuare modelli organizzativi necessariamente differenti. Sul punto venerdì prossimo da Feltre partirà una riflessione a tappe promossa da ULSS Dolomiti. ULSS Dolomiti inizia una riflessione, un percorso sulla sanità e la salute in montagna rispetto ai bisogni espressi dai territori cosiddetti marginali, nei quali è fondamentale garantire equità di accesso alle cure. Si partirà venerdì prossimo dall'Istituto Canossiano di Feltre con una giornata congressuale a cui faranno seguito laboratori monotematici in tutta la provincia per arrivare alle conclusioni a gennaio 2025. Il là l'iniziativa, l'incontro fra il commissario del BEN con il mondo del volontariato feltrino a 25 anni dalla presentazione della Carta di Feltre, il primo e finora unico documento nazionale che ha definito alcune necessità peculiari per la salute e la sanità in montagna. Questa Carta di Feltre dice che le regioni nella loro programmazione devono tener conto di una programmazione particolare per la montagna che ha delle specificità e deve tener conto dei costi maggiori che
gestire sanità in montagna comporta. Il gap negli anni è stato colmato dalla Regione, che ha aumentato la quota capitaria destinata al bellunese, 2.039 euro nel 2023 contro i 1.847 del 2021, poco meno di 200 euro pro capite. Possono bastare per il futuro? E quale potrebbe essere la quota ottimale in un territorio in cui il calo demografico, l'invecchiamento e lo spopolamento oggi rappresentano un campanello d'allarme per il soddisfacimento dei bisogni primari? In montagna tutto è speciale, no? Dalla bellezza dei panorami, dalle montagne meravigliose che abbiamo, dai cambiamenti appunto che vediamo nel paesaggio durante le varie stagioni, ma anche appunto dai servizi che dobbiamo appunto dare alla nostra comunità, e quindi l'attenzione deve essere assolutamente massima, perché non ci deve essere diseguaglianze tra la città e la montagna. Il convegno di venerdì farà il punto della situazione, l'imperativo intercettare soluzioni innovative per la sanità di montagna, anche con un confronto con le esperienze nelle aree a noi contermini e prossimamente con le aree alpine europee, ripartendo dalla Carta di Feltre. L'ambizione è quella di fare della provincia dolomitica il punto di riferimento regionale e nazionale in tema di sanità oltre la città. Ci auguriamo che questa carta trovi piena applicazione per tutte le realtà difficili del territorio nazionale. Siamo allo sport. Il parquet dell'Emilia ha ancora vietato per i rinoceronti di Belluno Volley. Il match di ieri al Pala Simoncelli di Mirandola ha visto faticare i ragazzi di Colussi con quasi tutto l'attacco, con 3 set ball non concretizzati nell'ultimo round. 3-0 il risultato finale di una trasferta contro una squadra che ha disputato la sua migliore partita stagionale. Onore e merito agli avversari, ha detto a fine gara Gianluca Colussi, che guarda già alla prossima super sfida, meglio al derby che domenica 21 vedrà di fronte Volley Belluno contro il Sandonà, il sestetto che occupa la seconda posizione in classifica. Per i tifosi l'appuntamento allo Spes Arena alle 18. Questa era la nostra ultima notizia. Vi lascio ora le nostre previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito. Arrivederci. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia. Laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Bentrovati al meteo. Pressione atmosferica ancora stabile sul nostro territorio, tempo buono. Il dettaglio di martedì 16 gennaio. Sul Veneto cielo sereno o poco nuvoloso, salvo qualche tratto di nuvolosità medio-alta e qualche nube al mattino, ma insomma sarà ampiamente soleggiato. Le temperature saranno in locale variazione, minime sotto zero, 1 grado solo nel veneziano, massime tra 6 e 8 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Su tutta la regione il cielo sarà sereno o poco nuvoloso, tanto sole comunque su tutte le province. Temperature minime tra -1 e 2 gradi, massime sui 6-9 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà piuttosto soleggiato, con qualche nube alta in transito, in intensificazione a partire dalla sera. Temperature minime tra -4 e -1 grado, massime sui 5-7 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione. Arrivederci. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. A Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.